ci serve un'altra vittoria per raggiungere subito la divisione 7 in questa live. Mi piacerebbe assai, perché altrimenti col cazzo che facciamo la scalata della divisione 1, veramente col cazzo. Quindi scusa, la partita è stata tirata, 2-1 tirato, potevamo vincere con più gol, ma tanto Napoli-Brasile, Napoli e Brasile, Napoli-Brasile, interessante. Frimpong, ok, perfetto. I nostri ragazzi stanno una bomba. Il nostro avversario gioca una formazione assurda, un 4-3-3 larghissimo e offensivissimo, però anche lui è Anghissà, anche lui è Anghissà. Va bene, c'è ancora del lavoro da fare sicuramente da parte di Konami nel gameplay, ma i miglioramenti sono comunque sempre abbastanza palesi, quindi ci fa piacere che stanno continuando a migliorare il gioco in generale. Intanto qui abbiamo Napoli-Brasile, la partita che difficilmente nella realtà si vedrà, ma qui la potete vedere. Bene, così si ci fanno a cominciare. Eccoci qua. Tra l'altro potrei difficilmente vedere Holland nel Brasile, ma tutto a posto. E intanto partiamo. Osimhen, Lobo, Zielinski, un po' troppo frettoloso qui. E poi Lobo, bravissimo. Torna addirittura da Meret. Sta il caso di lanciare lungo verso Osimhen, che spizza per Mario Rui, che la dà a Kvaratskhelia. Corre Kvaratskhelia, se ne va Kvara, grandissimo Kvara. Il cross di Kvara, c'è Anghissà, che cazzo si è divorato. Gesù, che cazzo si è divorato, ragazzi. Ragazzi, non ho parole di quello che si è divorato Anghissà. Tanto Osimhen prova a pressare, pressing incredibile ed è 1-0. Pressing folle della difesa. Scusate. Uscita folle della difesa, pressing straordinario di Osimhen. Ed è 1-0. Bene, così abbiamo sbagliato un gol solare. Ne abbiamo fatto uno facilissimo ancora. Attenzione, Mario Rui, grandissima palla, Zielinski. Errore di Zielinski in impostazione qui. E qui provano un tiro senza senso. Va bene così, io vado lungo con Meret. Vado lungo con Meret, attenzione Osimhen. Recuperiamo palla, sì, ok, nostra, perfetto. Riproviamo, Meret. Siamo in vantaggio. Bene, così dobbiamo cercare di fare il secondo per indirizzare la partita. Attenzione, Zielinski, grandissima palla per Kvaratskhelia, Kvara, dentro per Lozano. Sbagliato, io dovevo passarla, porca puttana. Costanza di concludere. Peccato, perché è stata una buona transizione, potevamo fare il 2-0 e indirizzare questa partita per permetterci di essere subito promossi in divisione 7. Tanto qua fallo di Anghissà. Battono veloce. Attenzione, recupera palla Lobotka, grandissimo recupero di Lobotka, se ne va Lozano, Lozano, cross di Lozano, Osimhen di testa. Poi Kvaratskhelia dietro per Anghissà. Non si è capito che cazzo sta succedendo, ragazzi. Una serie di follie. Ederson Moraes al rilancio, va ancora vicino da Marquinhos. Provano ancora l'uscita dal basso e la stavano per perdere di nuovo, ragazzi. La perdono. Grandissimo recupero di Anghissà, palla per Lozano, il cross di Lozano, c'è Osimhen di testa e Moraes, Ederson, porca puttana. Stiamo sbagliando troppo, Anghissà dentro per Osimhen che si gira alla grande. Dovevo darla a Zielinski, non sono riuscito a correggere la direzione del passaggio alla fine. Attenzione, Mario Rui colpisce Griezmann, però la recupera subito, la dà a Kvaratskhelia, che poi l'appoggia per Zielinski, che vede Osimhen correre. Bremer riesce a metterci una pezza. Attenzione Osimhen, mamma mia, veramente ragazzi, stiamo per prendere la palla Lobotka.
Osimhen allarga per il Ciuchi, Lozano se ne va sulla fascia, ancora Lozano, al cross di Lozano e il rigore, calcio di rigore. Dai cazzo ragazzi, dai cazzo. Vediamo come ci comportiamo sul rigore. Era troppo forte, porca troia. Grandissimo Osimhen su calcio di rigore. 2-0 Napoli contro il Brasile. 2-0 Napoli, doppietta del nostro capocannoniere assoluto. E indirizziamo molto la partita, continuiamo però a pressare altissimo ragazzi, bisogna chiuderla. Grandissimo Anghissà che prova ad andarsene, ha provato a darla ad Osimhen, fermato sul più bello. Attenzione che prova ad attaccare il Brasile, grandissimo Rachmani che chiude. Anghissà, grandissima palla per grandissimo scambio con Di Lorenzo, fantastico Di Lorenzo, fino in fondo Di Lorenzo, il cross di Di Lorenzo, c'è ancora Osimhen, Ederson la blocca lì, prova a ripartire il Brasile, Rachmani riesce a disturbare l'impostazione, ripartiamo da Meret che rilancia lungo verso Osimhen che prova a spizzare di testa, non ci riesce, attenzione Griezmann, Lobotka prova a sporcare Zaniolo, grandissimo Lobotka, e poi Osimhen allarga per il Ciuchi, Lozano, corre il Ciuchi sulla fascia, il Ciuchi, il cross del Ciuchi, sta arrivando Osimhen, recupera palla ma ha commesso fallo. 2-0 raga, che veramente poteva essere molto più ampio il margine, sono stati molto imprecisi sotto porta e questo non va bene perché le partite si devono chiudere, come ci ha insegnato lo stesso Napoli quest'anno in svariate occasioni. Tanto qui non so se ha smesso di giocare, ma non rilancia Ederson, quindi siamo qui a pettinare le bambole. Adesso passa vicino a Bremer e raga, ha smesso di giocare mi sa, poi Lozano, Osimhen e 3-0. Tripletta di Osimhen, però così diciamo non è proprio carino. Non è proprio carino. 3-0. Io non capisco perché iniziano le partite e poi smettono di giocare. Cioè, io non lo capirò mai. Cioè, adesso lui chissà che cazzo ha fatto, che non so, si è alzato e se n'è andato. Che cazzo è successo? Perché smettono di giocare. A me mi fa piacere, carità, perché praticamente questa partita è sostanzialmente vinta, però praticamente si perde tempo, è un peccato. Zielinski, ora prova il tiro e va bene così, ma ripeto, un 3-0 non si gioca, abbandonate, uscite dal gioco, fate qualcosa, ma non, cioè, io veramente così è massacrante. Non so se qualcuno lo fa apposta per farci abbandonare, però devo dire è antipatico, che veramente ne potrei fare un'altra di partita se non succedesse tutto ciò, ma probabilmente potrò non farla perché diciamo c'è questa situazione. Tanto Kvara, recuperiamo palla, Osimhen, calcio d'angolo, vabbè, a posto. Ripeto, è un peccato, sono situazioni che non mi piacciono. Zielinski per Osimhen, appoggia, arriva Lozano, intanto recupera palla Kvara, palla per Lozano che appoggia MT in porta per il 4-0. Non c'è divertimento raga, non c'è divertimento perché non c'è sfida, questa è la cosa veramente brutta. Cioè siamo 4-0, per carità, mi sembrava abbastanza abbordabile come avversario, però cioè penso sia veramente assurda questa situazione. Veramente non capisco perché, cioè, ma sì, Jugato. Invece recuperiamo palla, ha smesso di giocare, io sono andato in bagno, sono andato a cagare, non so che cazzo sta facendo, ragazzi, no, non sta giocando.
Ed è 5-0. Facile facile. Non capisco io non capisco perché non chiudono, cioè chiudi la partita, spegni. Cioè, che senso ha lasciare acceso e andarsene, per esempio? Boh. Tanto siamo 5-0, noi siamo felici, la partita è indirizzata, posso anche continuare così finché non scade il tempo. E ci portiamo a casa i 3 punti che ci servono per la promozione, va bene così. Mo facciamo un po' di melina, perdiamo tempo, almeno facciamo passare il tempo. Cioè, guardate se devo fare melina per far passare tempo, è incredibile. Zielo, Osimhen, chissà, siamo nel recupero, arriviamo con Lozano fino in fondo, la buttiamo dietro per Zielinski che butta il 6-0. Il fatto che non riesco nemmeno a perdere tempo, cioè perché a me piace attaccare, quindi ovviamente, e quindi non riesco a perdere il tempo per evitare che insomma che non scorra la partita, perché adesso dovrei fare melina fino alla fine. E quella è la cosa drammatica. Al di là del fatto che adesso, finito il primo tempo, ci vorrà una vita per ricominciare la partita. Una vita. I rapporti di forza sono chiari al momento. Solito passaggio laterale, inizio partita, c'è Lozano, si ferma Lozano, facciamo un po' di dribbling, facciamo allenamento. Facciamo allenamento per i dribbling, grazie. Attenzione Lozano, torniamo indietro, la ridiamo, la riprendiamo, fischia. Fine primo tempo, 6-0. Sono stati praticamente perfetti. 6-0. E io a sto punto facciamo un po' di sostituzioni. Mettiamo un po' il Ciolito al posto di Osimhen. Mettiamo. Facciamo il centrocampo con Elmas, mettiamo un po' Dombele e sono 3, mettiamo Dombele, poi metto un po' Gaetano non può entrare, Zerbin, Politano come sta? Sta forte, Politano al posto di Lozano e poi facciamo esordire Ostigard al posto di Rachmani. 2, 4 2, 4, 5, perfetto, bene così, andiamo avanti. Incredibile, non mi dire che ha ricominciato a giocare. Vabbè, noi abbiamo fatto le sostituzioni, vabbè. Dimmi che abbandoni, ti prego. Cioè, dimmi che abbandoni. Perché 6-0, che cazzo gioca a fare il secondo tempo? Ti prego, dimmi che abbandoni. Cazzo. Cazzo. No, non ha abbandonato, non ci credo ragazzi, non ci credo, se la gioca, si gioca il secondo tempo. Non ci credo. Ma tutto a posto, intanto recuperiamo palla col Ciolito, prova ad andare dentro, non ci riesce. Kvaratskhelia, palla larga per Mario Rui, cross di Mario Rui, arriva il Ciolito dall'altro lato, calcio d'angolo, almeno se la sta giocando. Ripartiamo al 6-0 del primo tempo, abbiamo fatto anche un po' di sostituzioni e lui va al meno di pausa. Abbandonato, rotto i coglioni. Abbandonata sta famaronna, cioè, è stato uno strazio. Noi comunque ci teniamo il 6-0, che 6-0, e sti gran cazzi. Però lui è abbandonato. Va bene così, noi veniamo promossi in divisione 7 subito, salta. Perfetto. Subito promozione e si vola ragazzi.